Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Bassano del Grappa e oggi andremo a fare un giro nell'altopiano di Asiago. La giornata è una bellissima giornata di fine estate, il sole non manca. Andiamo assieme a scoprire qualche bella strada da fare. C'è anche abbastanza traffico, come potete vedere. Siamo quasi a metà della salita, ragazzi. C'è un po' di traffico, come potete vedere. Il panorama a valle è fantastico. Appena c'è uno scorcio libero ve lo faccio vedere meglio. Temperatura fa abbastanza caldo, siamo sui 25-26 gradi. Come primi di settembre non è male. Comunque questi borghi qui nell'altopiano sono davvero bellissimi. Le case fatte ancora in pietra avranno minimo 100 anni. Se volete vedere questo paesaggio durante il periodo invernale, ci ho fatto un video. E qui la temperatura in certi punti si toccano tranquillamente i meno 15 come minima. Ovviamente era fatto in macchina. Che meraviglia queste distese di prato. Che meraviglia. Ora la temperatura si è fatta un po' più freschetta, siamo passati dai 26 gradi ai 18, ma si sta ancora decisamente bene con il giubbetto estivo. Meraviglia. Se volete qualche curiosità storica, andate a vedervi il video sia dell'ospedale britannico della prima guerra mondiale qui ad Asiago e anche il video del forte interrotto. Meritano
davvero una visita. Se siete in zona vi consiglio di fermarvi a vederli. Esattamente lungo questo tratto di strada dove ora ci sono le mucche che dormono e pascolo, nel febbraio di 2 anni fa in macchina, durante un giro al passo Bezena, abbiamo toccato alle 8 di mattina all'incirca in meno 15 gradi. Direi abbastanza freddo. Tra un po' dovrebbe esserci anche la desmontegada, credo si dica, ovvero le mucche scendono dagli alpeggi per fare ritorno a valle. Guardate quante belle mucche! Tutta produzione di formaggio questa. Asiago Doc. Questi avevano fretta. E qui ragazzi d'inverno c'è un piccolo impianto di risalita dove si può scendere col bob, molto bello per i bambini. Adesso ovviamente è adibito a campo estivo, si può prendere il sole, mentre un po' più avanti, adesso ora vi faccio vedere dove. E ora siamo quasi arrivati ad Asiago, ormai mancano pochi chilometri. Guardate però che panorama che c'è ragazzi, è davvero stupendo. Voi preferite luoghi di montagna o luoghi di mare, della costa comunque? Consigliatemi qualche bel itinerario da fare tra il Veneto e il Trentino. Bene ragazzi, io dall'altopiano dei 7 comuni io vi saluto. Non dimenticate di mettere un bel like al video e di seguirmi, mi aiutate veramente tanto, visto il mio canale è ancora microscopico. E spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche consiglio, suggerimento su qualche bel posto, bel itinerario da fare, fatemelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video.